sono molto soddisfatto di come sono andate le cose, perché è stato veramente un lavoro molto impegnativo che ci ha visti essere presenti in azienda anche di sabato e di domenica, ma l'abbiamo portato a termine. Un grande traguardo che arriva dopo una galoppata estenuante. Con caparbietà IM e AGSM sono riusciti a tagliare il traguardo della fusione per incorporazione. Oggi le assemblee straordinarie dei soci delle due multi-utility hanno approvato un progetto prestigioso che darà vita a un'azienda di servizi tra le prime a livello non solo veneto, ma nazionale. Effettivamente la nostra si collocherà tra il quinto e il sesto posto a livello di importanza nazionale, sicuramente prima o tra le prime in Veneto e nel Triveneto, e sicuramente quello che puntiamo è di dare migliori servizi a costi inferiori. Ora si aprono grandi prospettive per la nuova multi-utility che nascerà il 1° gennaio e che vuole essere subito competitiva sul mercato. L'utenza si allargherà, ma l'identità di IM resterà intatta. I marchi AIM, i marchi AGSM rimarranno, i servizi rimarranno come adesso, la sede sarà aperta come è aperta adesso. Su questo versante diciamo, gli utenti si vedranno arrivare le stesse bollette che c'erano prima. Insomma, IM resta IM, azienda vicentina collocata in una famiglia più grande, più competitiva. AIM rimarrà, AIM è dei vicentini. Le aggregazioni sono obbligatorie. Chi vuol scorrere qualsiasi giornale di carattere economico vede che, per quanto poco, qualsiasi azienda deve cercare di mettere a frutto le proprie capacità, condividendola con altri. Noi metteremo in questo caso in evidenza le nostre capacità dei nostri dipendenti, dei nostri dirigenti, con quelle dei veronesi, e le dico che sarà una bella sfida quella che ci vedrà impegnati.